I dati riguardanti i contagi in Veneto crescono e continueranno a crescere, con ricadute su fasce ben precise della popolazione. È inevitabile che noi sappiamo già che questa nuova curva di contagio crescerà ancora, questo è poco ma sicuro. Da un punto di vista epidemiologico, le classi di età più, diciamo, rappresentative da un punto di vista del contagio sono i nati dal 1999 al 2004. Questa è proprio una parte importante dei contagi. La quasi totalità dei nuovi casi positivi non presenta sintomi, ma questo, unito alla giovane età delle fasce più interessate, porta dei rischi gravissimi. Ma il vero rischio oggi è che i giovani asintomatici possano incrociare un genitore non vaccinato, un nonno non vaccinato, una persona adulta, soprattutto un over 50 non vaccinato. E le terapie intensive parlano chiaro. Che sui 16 ricoveri in terapia intensiva solo uno era vaccinato con una dose, 54 anni. Gli altri 15 tutti non vaccinati. Sul Green Pass alla francese Zaia nutre forti dubbi, riconoscendo comunque che un utilizzo allargato del cosiddetto passaporto sia praticamente indispensabile per salvare molte attività. Il tema che va posto è però un altro. Ai cittadini siamo in grado di garantire i vaccini? A me sembra che ne manchino vaccini. Cioè noi andiamo avanti con il nostro tram tram quotidiano dei 40-44 mila vaccini, ma immagino dalle telefonate che abbiamo avuto oggi al call center che ci sia un assalto alla diligenza adesso per vaccinarsi.